Bentrovati con Mosaico e benvenuti a Romano d'Ezzelino per una puntata tutta medievale nella quale conosceremo il personaggio di Ezzelino da Romano seguendo lo spettacolo Ezzelino III, un uomo, una storia. Lo splendido scenario naturale dei Col Molin e Col Bastia di Romano d'Ezzelino si è idealmente trasformato per una sera nel campo di battaglia medievale di Cassano d'Adda con la rievocazione storica Ezzelino III, un uomo, una storia, proposta sabato 28 aprile 2018 in apertura della 48esima edizione del Palio di Romano da l'ABC Laboratorio Civico e dall'Associazione Culturale Masnada Baxani con la collaborazione del Palio di Romano e della Pro Romano e il coinvolgimento di associazioni locali. Un inedito spettacolo medievale in 5 atti che tramite letture, combattimenti tra Guelfi e Ghibellini e un'originale sfida tra tamburi dislocati sui due colli ha voluto ricordare nella sua ultima e fatale battaglia Ezzelino III da Romano, audace e discusso condottiero vissuto nella prima metà del 200. Questo appuntamento è nato prima di tutto perché avevamo proprio l'intenzione di riportare a casa Ezzelino, proprio perché qui a Romano d'Ezzelino sorgeva il suo antico castello e nell'occasione dei 150 anni in cui questo nome Ezzelino per l'appunto è stato affiancato alla cittadina di Romano era l'occasione giusta per ricondurlo nella sua casa. Col Bastia e Col Molin, dove ci troviamo adesso, dialogheranno, ci sarà proprio un dialogo, anzi poi una sfida proprio tra tamburi. Sì, sarà proprio una sfida perché allora abbiamo messo proprio in campo il discorso del duello. Un duello musicale e un duello tra armati, Guelfi e Ghibellini. Perché abbiamo detto per riportare a casa comunque una figura e spingere le persone a interessarsi era necessario dare suggestione, dare un'adrenalina e questa siamo sicuri che sarà proprio un'occasione che accenderà parecchia attenzione. A mettere a disposizione la suggestiva location l'amministrazione comunale di Romano d'Ezzelino. La settimana che precede il Palio è stata dedicata interamente a Ezzelino, ma solo la cornice del Palio e quindi la 48esima edizione si poteva permettere di dare un senso compiuto a questi eventi. Ecco, tra 2 anni arriveremo al 50° anniversario di questo evento, di questa manifestazione e questi saranno anni fondamentali per poi far crescere la manifestazione e farla diventare sempre di più un evento di carattere regionale che porti con sé soprattutto il valore della storia e il valore delle tradizioni che qui in questo territorio hanno permeato tutte le famiglie di questo territorio. Dopo l'esibizione dei vessilliferi della partita a scacchi di Marostica, lo spettacolo inizia ricordando l'antefatto della battaglia di Cassano d'Adda, avvenuta durante la crociata contro Ezzelino partita nel 1256. Nel 1259 l'esercito di Ezzelino si spinse alla conquista di Monza, oltrepassando i fiumi Oglio e Adda, ma la Lega Guelfa avanzò conquistando Cassano d'Adda con l'intenzione di sbarrare l'eventuale ritirata ghibellina. Tentò di contrastarne l'avanzata anche un piccolo esercito di milanesi cappeggiati da Martino della Torre, signore a quel tempo della città. Il 16 settembre 1259 si combatté dunque una sanguinosa battaglia dall'esito incerto, durante la quale Ezzelino, ferito nei pressi del castello, venne catturato e portato a Soncino, dove morì il 27 settembre dello stesso anno. Passato Orzinuovi e Bergamo, gli 8.000 uomini di Ezzelino III hanno attraversato l'Adda diretti a Monza. L'obiettivo della cavalcata è entrare a Milano. Ma le truppe milanesi, avvisate, preparano la difesa. Invano l'esercito cinge Monza d'assedio. Svanito l'effetto sorpresa, Ezzelino è circondato. A nord le truppe milanesi, a sud-est i soldati di Mantova e Ferrara, da sud le armate di Cremona. Ad est 2 fiumi da guardare, Adda e poi Oglio. In attesa dell'inevitabile scontro, Ezzelino pone un fronte ad ovest, a Vimercate, e presidia il ponte di Cassano d'Adda a est. Ma il ponte è preso dalla coalizione avversaria. La tenaglia nemica si stringe. Con i suoi 8.000 uomini, Ezzelino deve riconquistare il passaggio. Il silenzio della riconquista odore di tensione, tutti attendono il contatto con l'avversario, occhi attenti guizzano dietro agli elmi, le fronte corrugate, gli scudi pronti,
I muscoli frementi impugnano tesi l'arma. È battaglia. Parate ite! Sono splendide le armi, fedeli ricostruzioni di quelle usate ai tempi di Ezzelino, impugnate dai rievocatori dell'associazione culturale Masnada Baksani, che ha coinvolto anche le associazioni Gens Euganea di Padova, la Compagnia d'Arme dei Cavalieri di San Giovanni di Noale e Venetica Milizia di Castello di Godego. In attesa del secondo atto, conosciamo meglio l'associazione culturale Masnada Baksani dalla voce di Giovanni Ferrazzi. È nata nel 2009 con l'intento di fare ricerca storica all'inizio, e tramite un'idea che è balenata in testa a me e un altro signore, si chiama Stefano Zulian, che è il nostro ricercatore storico nonché vicepresidente, e abbiamo fondato questa associazione tranquilla, senza voler fare. Nel 2013 l'abbiamo ristrutturata e, visto che sono dentro da diversi anni, ho cominciato a reclutare persone appassionate come me di combattimenti, tiro con l'arco, quindi un po' alla volta ci siamo ingranditi. Il secondo atto è dedicato al ferimento di Ezzelino. La ritirata è chiusa. Gli 8000 ezzeliniani stanno tentando di riconquistare il ponte sull'Adda. Contro gli scudi risuona sordo l'impatto delle lance, le spade scudisciano l'aria, i colpi rimbombano sul ferro delle armature e il rumore incita alla furia e alla vendetta. Vendicarsi o morire, combattere o morire, sopravvivere o morire. Alla terra tocca bere il rosso della vita. Per ogni soldato falciato cresceranno molti steli. Voci e nitriti si inseguono nell'aria. Servire la propria masnada è servire a se stessi. E mentre ognuno cerca di affondare il coltello nelle altrui carni, armi potenti mirano i nemici. Lui sta riguadagnando il ponte. Proprio allora le corde veementi di una balestra scagliano il dardo che lo colpisce. Il cavallo nitrisce e Celino è ferito. Ma inarrestabile reagisce, tacendo il dolore incita i suoi a lottare. La vita ha 1000 strade, il sangue ha 1000 rivoli, il fiume ha 1000 guadi. Intensa la lettura di Loris Giuriatti dei testi scritti da Michele Brunelli. L'idea è quella di rivalutare la figura di Ezzelino, quindi senza stravolgere la storia, stiamo su quelli che sono i temi storici, ma qua a Romano l'idea è proprio quella di rivalutare questa figura, che ovviamente è stata smontata completamente da chi lo ha battuto. I libri di storia li scrivono i vincitori del resto. Dante lo ha collocato nell'inferno. Sì, però poi anche Cunizza non l'ha collocata nell'inferno, e quindi c'è questo doppio ruolo di Dante che se da una parte lo colloca all'inferno e quindi lo vede esattamente come l'hanno visto tutti, lo vedevano tutti, dall'altra anche un po' lo rivaluta. È un po' quello che stiamo cercando di fare noi in questo momento. Terzo atto, riguardante la cattura di Ezzelino. Sangue e acqua. La saetta trafigge i tendini, ma Ezzelino non si arrende. Con le redini incita il cavallo, vinto nel corpo ma nell'animo invinto. Da ordine di marciare. Noi oggi, senza ponte, ci apriremo un tale passaggio quali i nemici col ponte in nessun modo potrebbero tentare. L'esercito, galoppando a sud-est, passa il fiume e beffa gli avversari. Onore e dolore si intrecciano. Il sangue si unisce all'acqua. L'Adda scende e porta il rosso lontano. Il dardo nell'osso. Senza le bende l'acqua fa più forte il bruciore, ma Ezzelino decide, colpisce la sorte e, guardando il fiume, la sconfigge, porta l'esercito alla salvezza. Purtroppo è una scaltrezza inutile, perché un futile attacco alle retrovie scompagina i soldati. Disorientati, rendono incerto il resto dell'armata. Le truppe di Ezzelino si arrendono al timore, non al nemico,
e, disordinate, per la pianura incontrano la morte e la cattura. Fino all'ultimo le fedelissime masnade si battono con valore, ma il condottiero è circondato, incatenato. A catturarlo è il nemico Buoso, a tradirlo è l'amico Palavicino. Suggestivi in ogni atto i duelli di tamburi tra i due colli, tra gli allievi della Scuola Musica di Romano De Zelino e i Vessilliferi di Marostica. Un'idea del pianista Luigi Ferro, direttore musicale dello spettacolo. L'idea è nata un anno fa, quando sono venuto a sentire, ad ascoltare un concerto organizzato sul colle, vicino alla torre, e avevo in mente questo dialogo tra le due colline, cioè piazzare musicisti su una collina ed altri su un'altra per dialogare in tempi alternati. Questa idea è stata accolta e inserita all'interno della rievocazione storica. Il quarto atto racconta della prigionia della morte di Ezzelino, avvenuta il 27 settembre 1259 a Soncino. Seguono quindi un corteo funebre e l'elegia, mentre la torre di Colbastia si colora di rosso fuoco, a testimonianza della tragica fine della famiglia da Romano. Ah, Bassano, Bassano, Cassano! Imprecando invano il sogno premonitore, così cade Ezzelino da Romano, di germanica stirpe, veneto cavaliere, di terre divise, unificatore, alla guida delle sue schiere, dall'imperatore rispettato, dal papa temuto, il condottiero pedemontano ha osato sfidare il mondo e l'ha cambiato. Combattuto come fosse immondo, sotto di sé ha riunito città da secoli divisi e le città unite l'hanno ucciso. Accanto a nobili di tempi lontani ha chiamato a sedere popolani e artigiani, ma la sua creatura non ha dato libertà, né gli è riuscita la pace. Adesso giace. Troppo in là si è spinto, chiamato a prendere Milano. Adesso è vinto. Ricordatelo così, nel bene e nel male, come colui che ha osato l'innosabile, compiuto l'indicibile, fatto realtà l'impensabile. Eccolo qui, tace. Nel bene e nel male, ricordatelo, sia conservata la memoria di quest'uomo mai domo che ha deviato il corso della storia. Condottiero, riformatore, combattente, mediatore, fratello, marito, pacere, signore, guerriero, feritore, ferito. Uomo d'armi in un secolo d'armi, uomo sanguinario in un secolo di sangue. Langue adesso il soldato visionario che con mezzi antichi cercava un mondo nuovo. Difendere l'impero e sulle sue terre fondare uno stato, togliere le terre al papato, tollerando il clero. Colpito ad un piede, fatto prigioniero, non cede, dei nemici sdegna le cure. A 65 anni e 7 mesi se ne va. Non lo coglierà la morte, è lui che vi si appressa, accelera l'evento piuttosto che inchinarsi al tempo. Si straccia le ferite, fa le ore più vicine, perché un capo è il solo a decretare la propria fine. Egli solo della sua sorte dispone, altri poi raccoglieranno il testimone. Non vive un signore di vita concessa, senza paure, senza più destriero. Procede nel regno che l'occhio non vede. Difatti l'hanno condannato, la storia lo giudicherà. Come l'acqua che ora lenta, ora impetuosa scorre e lascia il segno, se ne va questa figura oscura e grandiosa che alla storia ha lasciato il suo disegno. Lo
Lo spettacolo è stata anche una particolare esperienza per i giovani allievi della scuola Musica e di Fellette di Romano De Zelino, diretti da Cosma Fraccaro. Abbiamo cercato di fare dei ritmi che fossero ben riconoscibili e suonabili anche dall'altra collina, in modo che potessimo capire. Gli strumenti non sono quelli del 1200 perché avevano appunto pelli animali, avevano strumenti molto più rudimentali di questi. Abbiamo cercato comunque di creare più che altro un'ambientazione che simboleggiasse una battaglia, diciamo, tra queste due fazioni soprattutto. Il quinto atto conclude la rievocazione con un ultimo duello tra tamburi. E siamo giunti al termine di questa serata, lo spettacolo si è concluso, sono accanto adesso al figurante che ha fatto proprio Ezzelino da Romano, si chiama Riccardo. Com'è andata questa serata? Bellissima. Intanto però siamo giunti al termine di questa puntata e quindi ringrazio tutti voi per averci allietato con queste splendide immagini. Ringrazio i telespettatori che ci hanno seguiti, ricordo che potranno rivedere questa e le altre puntate di Mosaico sul sito www.tvavicenza.it e quindi da Romano De Zelino, assieme a De Zelino da Romano, concludo questa puntata e vi do appuntamento alla prossima occasione con Mosaico. Arrivederci.